È stata riaperta oggi la circolazione sul Ponte Rosso lungo la strada provinciale 72 a Trambacche di Veggiano. I lavori hanno visto un restauro del manufatto risalente al 1850 e l'allargamento della sede stradale da 5 a 11,50 m, con due corsie da 3,50 m e una pista ciclopedonale da 2,50 m, tuttavia ancora chiusa per gli ultimi ritocchi. Con gli interventi di consolidamento strutturale e di ampliamento si è realizzato un ponte di prima categoria per il transito di tutti i tipi di veicoli e antisismico. La spesa di 500.000 euro, interamente finanziata dalla provincia di Padova, comprende gli espropri delle aree e l'allargamento di 50 metri di strada. Dopo l'apertura del ponte continueranno per altri 50 giorni circa i lavori di restauro e finitura delle murature in latenzio del ponte esistente. Il ponte si trova su una strada tra le più importanti per la viabilità provinciale perché l'arteria collega il nord dei Colli Euganei con la strada regionale 11 e con le città di Padova e Venezia. Dopo il rifacimento del ponte sul fiume Tesina, il traffico è considerevolmente aumentato lungo la strada provinciale 72, quindi abbiamo inserito l'opera tra quelle prioritarie, ha affermato Enoch Soranzo, presidente della nuova provincia di Padova. Durante la realizzazione dell'opera si era anche verificato un incidente mortale, ora ricordato da una foto del giovane ragazzo. Sfisciumber Channel News, Veggiano.